Cordiale saluto, gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questo flash qui da Orsaria di Premariaco per darvi le ultimissime per quanto riguarda le ricerche in corso da parte dell'ultimo tre componenti del gruppo. Come purtroppo sapete, i ragazzi che si sono trovati all'interno della spiaggetta del fiume Natisone all'altezza del Ponte Romano, purtroppo le due ragazze sono state trovate nella giornata di ieri senza vita, ricomposte poi nella cella mortuaria del cimitero di Premariaco e dopo aver ricevuto il nulla osta trasferite all'ospedale di Udine a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si sta continuando a monitorare lungo il largo il corso d'acqua, partendo sia dal Ponte Romano fino all'altezza dello sbocco dello stesso, con il torrente all'altezza dei comuni di San Giovanni, Manzano e Privignano di Nese. Al momento purtroppo la situazione è questa, è di stallo, nel senso che non ci sono novità per quanto riguarda il ritrovamento del terzo componente del gruppetto. Dicevo, si sta battendo in lungo e largo anche con l'ausilio degli elicotteri, l'elicottero Drago partito dal reparto volo di Venezia, dei Vigili del Fuoco, e insieme a lui opera anche l'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Tutti i volontari comunque sono muniti anche di termocamere per cercare insomma qualcosa. Al momento questa è la situazione, si lotta contro il tempo, sono già passate più di 72 ore da questo tragico fatto di cronaca che ha unito insieme non solo il Friuli Venezia Giulia, ma che ha unito insomma in questo momento di solidarietà tutta Italia. Come vi stavo dicendo, siamo qui all'altezza del centro di raccolta dell'unità di crisi dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile all'interno della sede della Croce Rossa di Orsaria. Dicevo, insomma, la situazione è questa. Al momento non ci sono purtroppo novità per quanto riguarda la sorte di Christian, il 25enne che faceva parte insomma di questo gruppetto di amici composto da altre due ragazze, una di 23 e l'altra di 21, ripetiamo, trovate senza vita nella giornata di ieri, poco distanti dal luogo dove sono stati trascinati dalla violenza delle acque del fiume Natisone in piena. Ci auguriamo insomma che Christian venga ritrovato, il suo corpo venga ritrovato, nella speranza insomma che Christian sia ancora vivo. Per il momento è tutto, ulteriori aggiornamenti ve li daremo intorno alle 18:30 e nel TG di Udine alle 19 su TV12, canale 12 del digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda questa breve news qui da Premariaco tutto, grazie per la visione all'ascolto e non resta che fare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.